La storia dell'umanità ha un comune denominatore. Non vi è pensiero, arte, scienza che lo escluda. Anche in matematica troviamo l'irrazionale nei numeri negativi e l'infinito irraggiungibile dei numeri primi. Circoscriviamo l'ambito geografico e culturale alle rappresentazioni della Signora nel cristianesimo cattolico ed ortodosso. Dal Salento, nella chiesa di Santa Caterina a Galatina, cavalca a pelo un'affannata giumenta. Immensa l'opera da compiere. L'Apocalisse è stata annunziata dalle trombe angeliche. La falce, tirata a lucido, non ha ancora colpito, ma l'ossuta figura che oltre alla carne ha smarrito una dozzina di vertebre conserva tuttavia una dentatura invidiabile e, ripresa all'inizio della sua opera micidiale, freme la criniera dello stesso colore chioma allungata oltre l'ampia stempiatura. Fremono fiori ed erbe e mani supplichevoli delle donne affrante. La creazione umana è conclusa. Si salveranno gli arbusti indifferenti per una volta allo sfalcio. Se il ciclo vitale esige alternanza, il premio del vivere, seppur brevemente, è il nostro operare fruttuoso. La catena alimentare, ininterrotta e regolata dalla Signora. Chi ha fede resusciterà. Amare è un po' morire, rinunziare ad una parte di sé. Lo sa ogni romantico. Per non farsi dimenticare, usa le frecce di Cupido. Nel Duomo di Atri ed a Pisa, il mondo cortese incontra, non senza sorpresa, quello dei defunti. Ad Assisi, San Francesco non teme sora nostra morte temporale. La morte trionfa ad Arezzo. Quella di Subiaco par essere quella di Galatina in trasferta. Il cavallo è sellato, la capigliatura più estesa ed alla falce alterna la spada. Nostra morte di Palermo usa l'arco, mentre chi sopravvive nella parte superiore si diletta con la caccia, a destra il falco, arpeggia melodie. A Clusone, disciplinatamente, re, pontefici, prelati lasciano le futili preziosità perché di là si entra nudi. Paese che vai, usanza che trovi, nella bassa emiliana i buoi sono più adatti a trainare il carro che da funesto si preferisce funebre ed i viventi fanno processione. Analogo il traino a Milano, mentre a Napoli il trionfo è ridente. Il miniatore è stato magistrale nel creare lo sfondo con fiume, cascate, orti ed una città portuale cinta da azzurre montagne. A trainare il carro sono possenti bufali. Il memento mori era l'ossessione dei pittori malinconici. Noi preferiamo, come Jacopo Ligozzi, vederla incatenata alla croce e che il diavolo le porti compagnia.
Nel libro delle ore di Ferdinando d'Aragona, la purgazione può essere delle anime o dei corpi nelle terme di Pozzuoli. La meditazione sul tema, che nessuno sa svolgere, è compatibile con la splendida sensualità di Maddalena nel deserto. L'abbandono del corpo, i capelli setosi, zuppi di sudore, il seno rigoglioso scoperto, la mano dalle dita allungate sul cranio in grembo e l'altra reggente un frustino stridono con il dolorismo penitenziale. C'è un tempo per vivere, uno per morire. Lo si dovrebbe insegnare ai bambini. Con orgoglio umano, senza eccedere in grossolana vanità, poiché dal settaccio ci passiamo tutti. E se lento è il morir vivendo, in guerra la cadenza la dà il tamburino. Una morte da suicidio che non gode della nostra stima. È sgradevole quando offende la bellezza, di cui, ignorandone il potere vivifico nell'alleviare il duro vivere, ci offende. Ci diverte se danza con duchesse schizzinose, se ruba all'usuraio o suona l'arpa carezzando i potenti della terra, se poi al passo ci fosse Dio a raccogliere la nostra anima, lasceremo volentieri la carne alla terra. Sappiamo come iniziò la fine, ma noi reclamiamo il diritto di autonoma scelta. Trionfi pure sui campi di battaglia, qualcuno se l'è cercata. Impari piuttosto a sostenere gli anziani, rallegrare le cortigiane, a danzare, perché la vita è breve e morti tutti, morirà anche lei. In fondo è solo una radiografia e se la morte s'addice ad Adamo, ad Eva compete di continuare la creazione. E sapendo quel che vale, nulla teme la donna. Per cui, sorella, morte terrena, godi umanamente, possibilmente senza specchiarti, e se t'annoia tagliar alberi, puoi giocare a scacchi o passeggiare al sole, rafforzando le ossa e ritardando l'artrosi. Finiamo in gloria, in un girotondo intorno al mondo, motteggiando chi vuol esser lieto sia del doman non v'è certezza. Se il nostro raccontare vi pesa, il sonno vi rallegri, ma risvegliatevi.